Ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com. Oggi voglio mostrarvi un gambetto veramente bastardo del bianco. È molto forte perché a seconda delle varie possibili risposte che ha il nero, il bianco riesce sempre a fare una contromossa in grado di mettere in grave difficoltà il nero. E se il nero non sa come rispondere in modo corretto a questo gambetto, la partita può finire anche molto in fretta. Vediamo subito come si gioca. Si apre con l'apertura reti cavallo F3 e dato che chiaramente il nero non può giocare E5, molto probabilmente aprirà con D5. A questo punto si può dare via a questo gambetto. E4, pedone per cavallo in G5. Esaminiamo velocemente un attimo la situazione. Il cavallo chiaramente punta su D4 e allo stesso tempo sul punto più debole dello schieramento nero, che è il punto in F7. Ok, ora ci sono varie possibili difese che andremo a analizzare. A titolo di esempio utilizzerò cavallo F6, che comunque va a proteggere e probabilmente anche una delle mosse più intuitive ed istintive che viene da fare. D3, il gambetto prosegue, pedone per, alfiere per. Ora è vero che il bianco è sotto di un pedone, ma il vantaggio di sviluppo è veramente significativo. Alfiere, cavallo, libero l'arrocco, libero il raggio d'azione di questo alfiere, libera la donna. E qui già senza anche aver guadagnato nessun tipo di materiale possiamo dire che il bianco comunque sta bene. Ma vediamo un pochettino come può continuare. Ora, supponiamo che il nero voglia un attimino scacciare ogni tipo di scongiuro su H7 anche dopo un eventuale arrocco, per esempio con H6, che è probabilmente una delle mosse più deboli, però segue cavallo per F7, re per F7, alfiere G6, scacco, re per G6 e donna per D8 e ovviamente qui il nero ha perso veramente la partita. Ma torniamo indietro di un po' di mosse perché no, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui e questo pedone qui. Ok, ritorniamo a questa seconda mossa in cui il bianco è appena andato in G5 con il cavallo. Prendiamo in considerazione l'altra difesa, alfiere in F5, cavallo C3. Abbiamo due pezzi del bianco che vanno contro il punto in E4, a questo punto cavallo in F6, 2 contro 2, di conseguenza non c'è problema. Il bianco va ad incrementare la pressione, adesso ci sono 3 pezzi che attaccano sul punto in E4 contro solo 2 pezzi che difendono E4. Ora, se il nero continua a fare il gioco di cercare di mantenere quel pedone, andrà incontro a gravi perdite. Esempio, donna D4, che sembra la mossa che tenga la situazione, in realtà attenzione perché dopo donna D4 c'è donna B5 scacco. Ora la donna minaccia lo scacco, minaccia di prendere l'alfiere e minaccia di prendere B7, quindi in realtà c'è una tripla forchetta, se così vogliamo chiamarla. A questo punto, onde evitare di perdere l'alfiere, ritirata in D7, chiaramente la donna può prendere in B7 e ora il nero può credere di aver intrappolato, o quasi, la donna con alfiere in C6. Attenzione che alfiere C6 comporta questa mossa fortissima, alfiere in B5. Chiaramente l'alfiere non può prendere la donna perché è inchiodato dall'alfiere. Donna D7 e ora ti faccio vedere una continuazione, una possibile continuazione. Donna per A8, alfiere per A8, alfiere per D7 e cavallo per D7. Ora siamo praticamente come pezzi, abbiamo praticamente una qualità, il lato della donna è praticamente sgualcito e il bianco sta sicuramente meglio, ma questa non era secondo me la soluzione migliore. Torniamo indietro di qualche mossa. Allora, qui ci sono i due cavalli,
qui c'è l'alfiere che è appena arrivato qui c'era la donna, qui c'era, ok, la torre, la donna, ok, dovrebbe essere così. Fammi un attimo controllare che sia tutto ok, alfiere, perfetto. Ritorniamo in questa situazione dove abbiamo visto che abbiamo catturato la torre in A8. Donna D7 giustamente, che è la mossa che abbiamo visto anche prima. Ora anziché catturare in A8 possiamo giocare alfiere per C6, donna per C6 e attenzione, donna C8 scacco matto. Vedi che, cioè, comunque sia, se il nero non presta molta attenzione rischia sempre o di perdere la partita o di perdere tanto materiale, ma non è finita. Ritorniamo ancora alle prime posizioni. Torniamo indietro, qui c'è il pedone e qui c'è l'alfiere. Siamo ancora alla seconda mossa, il bianco ha appena giocato cavallo in G5. A questo punto abbiamo detto cavallo F6, alla fine non va bene, alfiere F5 alla fine non va bene, supponiamo un donna D5, minacciando subito il cavallo e proteggendo il proprio pedone. A questo punto come risposta migliore c'è D3, andando a creare più pressione sul punto E5 e liberando l'alfiere che controlla ovviamente a distanza il nostro cavallo. Vediamo come può proseguire. Cavallo F6, cavallo C3 andando a minacciare la donna e solitamente la donna ora o si ritira o va in A5, classica posizione che possiamo trovare anche nella difesa scandinava. E per D4. E il bianco ha un'ottima posizione. Tra l'altro scusate, ho fatto tutto questo senza alfiere, qui c'era un alfiere anche. È un'ottima posizione, abbiamo pedone per pedone, ma chiaramente il bianco è ben sviluppato. Bene, torniamo un attimino a questa posizione, anzi, torniamo a questa posizione e dopo D3 il nero cattura, anziché giocare cavallo F6. A questo punto guardate cosa succede, alfiere D3 comunque e la donna può catturare sicuramente in G2, certamente. Alfiere D4, la donna praticamente intrappolata, l'unica casa per salvarsi è andare in G4, donna per G4, alfiere per G4 e alfiere per B7. Il bianco è andato in un'altra variante, un'altra volta in vantaggio. Bene, spero che il video ti sia piaciuto, se ancora non l'hai fatto iscriviti al nostro canale YouTube e abbiamo realizzato un videocorso di aperture con trappole anche presenti annesse di diverse ore. Per maggiori informazioni troverai sotto il video dei link. Ciao e grazie mille.